Lucia Pecchio, sono la madre del pittore Domenico Pecchio e oggi sono qui per questa rappresentazione che riguarda la vita dell'artista in occasione del concorso a cui hanno partecipato le scuole di Casaleone alla riscoperta di questo artista del territorio. Eccoti qui, piccolo mio. Ti ho aspettato tanto, ho aspettato quasi 8 anni. Ma ora sei qui e tutto andrà bene. Tu sei un bambino desiderato e sarai un bambino amato, ne sicuro. Io vorrei poterti offrire di più, magari una casa più bella, o dei vestiti ricchi, o un titolo nobile. Ma sono solo Lucia. Sono solo la moglie di un barbiere di provincia. E tutto ciò che posso offrirti è solo il mio amore, piccolo mio. Noi siamo gente semplice, gente di campagna, che vive secondo i ritmi della natura e delle stagioni. Si vive bene a Casaleone. Certo non è Verona. Io non ci sono mai stata, ma mi hanno detto che Verona è enorme. Un labirinto di vie, strade, piazze, vicoli. Magari un giorno andrai tu a Sud. E poi mi racconterai anche com'è l'arena. Ma non voglio già pensare al giorno in cui tu andrai via. Domenico. Ti chiamerai così, perché vuol dire consacrato al Signore, me l'ha detto il padre. Io non finirò mai di ringraziare Dio per averti mandato da me. Io credevo che io e tuo padre non ci saremmo più ripresi. Da quando è morto tuo fratellino. Aveva solo 2 anni. Ora sei arrivato tu e tutto andrà bene. Certo, un giorno dovrai andare via per imparare un mestiere. Magari sarai un architetto, un artista. Domenico Pecchio l'artista. Suona bene, no? In ogni caso, dimostrerai al mondo quello che sai fare. Perché tu sei nato per essere grande. E io questo lo so. E anche se ti vergognerai forse delle tue origini di provincia, non mi importa perché io sarò sempre qui, a Casaleone, ad aspettare il tuo ritorno.
Mamma, mamma, quanto mi manchi. Anche se sono lontano, il mio cuore è sempre con te. Ricordo quando mi scoppiò nel cuore la passione per l'arte. Ero così piccolo e volevo scoprire e vedere e studiare tutto. Ricordo ancora quel giorno, come se fosse ieri. Mio padre, Giovanni, aveva una bottega, era un barbiere. Ricordo ancora che arrivavano persone da Casaleone, da Verona, ma anche da tutta Italia. Ricordo ancora quando entrò Riccardo Scrovegni. Io ero là, vicino a mio papà. Entrò, si accomodò e disse: beh, mi può sistemare per favore barba e capelli? E iniziò a raccontare la sua storia, la storia della sua famiglia. Noi abbiamo una cappella, la cappella degli Scrovegni. Dovreste vederla voi qui a Casaleone. Tutto quel blu, tutto quel divino, le sue parole mi incantarono così tanto che subito mi appassionai all'arte. E allora decisi di andare a Verona e qui divenni uno dei più grandi pittori della città. Entrai nella bottega di Mastro Balestra. Iniziai a dipingere, volevo proprio cogliere l'attimo. Nella sua bottega tutto era magnifico. C'erano tele, quadri, colori ovunque. E ricordo quando bambino io prendevo una pietra o un carboncino e mi mettevo a disegnare ovunque. Disegnavo sui mattoni bianchi, ovunque. Disegnavo paesaggi, perché quello mi piaceva. Mi piacevano i paesaggi, la natura. E così, da Mastro Balestra, mi misi a perfezionare la mia passione. E dipingevo tutto. Pensavo sempre a dipingere. Infatti non mi accorgevo neanche che tempo faceva fuori. Un giorno dovevo consegnare un quadro, Colline, a Marchese Rosi. Feci la solita strada, da Castelvecchio alla Nina. Arrivai, ma all'improvviso un acquazzone e quindi mi coprì con la tela. Arrivai da Mastro Marchese, diedi la tela. Ma la tela, mi fece notare, era tutta zuppa, era tutta bagnata. Infatti, se voi andate a Castelvecchio, trovate tela, colline, tutto giallo davanti e dietro. E mi mettevo a dipingere ovunque. Mi piaceva Zupparelli, Francesco Zupparelli. E poi Cignaroli era il mio grande maestro. E a Verona divenni un grande pittore, uno tra i più grandi d'Italia. Amavo l'arte. Amavo cogliere quel momento che solo la natura ti può dare. E ricordo mia mamma quando mi invitava a conoscere e a studiare tutto e a osservare. E mi raccontava di mio fratello, Domenico. Anche per lui tutto questo ho fatto, anche per mia mamma e per mio papà. E ogni mattina che mi svegliavo pensavo a loro, pensavo all'arte, pensavo alla pittura e dicevo: viva l'arte!
chiamare qui sul palco Claudia De Fanti, la presidente della Proloco di Casaleone. Prego. Un applauso. Buongiorno anche a voi ragazzi, si deve più dirvi ciao adesso che vi conosco, e naturalmente abbiamo pensato di coinvolgervi per farvi conoscere questo artista casaleonese che penso che qualcuno conosce, ma pochissimi. E abbiamo pensato che è il momento di farvi conoscere i personaggi nati anche nella nostra bassa. Perciò adesso la nostra attrice, che si presenterà da sola, magari vi farà qualche domanda, qualche richiesta, e se qualcuno vuole rispondere è un piacere anche per allargare il discorso. Allora ragazzi, ci tenevo intanto al fatto che voi conosceste anche da un punto di vista culturale il territorio in cui abitate, e quindi quando ho sentito questa proposta da parte della Presidente della Proloco, ho sentito la proposta delle docenti, perché invece vanno nominate, vanno ringraziati i professori, quindi la professoressa di arte Toniella, la professoressa di arte Signoretto, vedo la professoressa Brosini, vanno ringraziate perché vi hanno accompagnato in un percorso culturale, di cultura. Allora, quando io ho sentito parlare di questo pittore del Seicento, che vi dico la verità non conoscevo, anche se io apprezzo particolarmente l'arte perché vengo proprio dal paese natale di Giovan Battista Cavalcaselle. Allora, vedete, conoscere Picchio è importante perché vi dà la consapevolezza che siete nati in un paese dove ci sono stati dei personaggi importanti ed è bene conoscerli non soltanto per, diciamo, studiare, per conoscere l'ambiente dove vivete, ma anche per imparare qualcosa da loro, perché impariamo da tutti. Non abbiamo dato nessuna indicazione, dovevano esprimere attraverso, in questo caso qua, gli alberi, quello che sentivano. Presumo sia stata una cosa abbastanza forte per questo ragazzo, visto che ha fatto. La tua opera, cosa pensavi di Allora, io ho descritto la mente aperta delle persone. Bella. Ovviamente. Un applauso. Perché dalla mente possono nascere varie idee Mostralo di vario tipo, come si può descrivere. Bene Sara, allora vuoi commentarci un po' la tua opera che è veramente ben fatta? Tutte? Beh, visto che non ho tanta fantasia, sono andata sul semplice e ho realizzato un albero insomma comune.
diciamo, non troppo fantasioso. Vuoi commentarci un po' l'opera del tuo compagno? Allora, la tecnica artistica è buona. Le foglie degli altri sono discrete, ma nell'insieme è buono. Sembra una stima di una casa bassa. Come vi dicevo prima, quando saranno esposte le opere ci sarà un attestato di merito per quelli che la nostra giuria valuterà i primi 3 arrivati. Comunque io vi ringrazio perché sono tutti bellissimi, le vostre espressioni, la vostra interiorità e proprio per chiudere, non so se vogliono chiudere le vostre insegnanti. Io, e poi passo la parola eventualmente alle docenti, ringrazio tantissimo la Presidente della Proloco dell'attenzione che ha avuto per valorizzare un artista del territorio, anche per la passione che ci ha messo, per il tempo, per aver coinvolto la scuola. Volevo dire che ovviamente il contributo andrà per le attività artistiche e quindi per il laboratorio di arte della scuola. E le docenti, nel caso avessero delle necessità, sanno di poter fare riferimento a questo contributo per valorizzare il laboratorio.